appuntamento di rilievo per la stagione ostacolistica con la terza tappa della Winter Cup, svoltasi sabato 16 e domenica 17 febbraio al Centro Equestre Veneto. Più di 100 binomi provenienti da tutto il Triveneto si sono sfidati nel campo indoor della struttura di Mogliano, in provincia di Treviso. Il concorso è stato suddiviso in ben 29 categorie, con l'organizzazione di percorsi addestrativi e di gare ad ostacoli fino alla categoria C135. Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, nella categoria C115 si è imposta Vanessa Burigana del Circolo Articolo Quinto, che montava Clear Code. L'abbiamo avvicinata a fine gara per una battuta ai nostri microfoni. Ci ho messo tanto lavoro, mi sono concentrata e abbiamo fatto vari percorsi di salto. Altra atleta di punta del Circolo Articolo Quinto è Vittoria Zanardo, che ha ben chiaro l'obiettivo della stagione. Il mio obiettivo principale è il raggiungimento del secondo grado e migliorarmi ogni giorno nel mio sport e andare avanti, il più avanti possibile. Domenica, nella categoria C125, si è imposta Giorgia Baldon del Circolo Ringo Stables, mentre nel Carnival Jump della categoria C135 ha vinto Claudia Ferraro dell'associazione Monte Grappa. Presente alla 2 giorni al CEV anche la responsabile del Dipartimento Pony, che ha espresso la soddisfazione per i risultati che sta ottenendo il settore. Come Comitato Regionale Veneto nel settore pony siamo cresciuti moltissimo e anche il numero dei bambini e dei binomi pony da quando abbiamo iniziato il mandato 2 anni fa ormai siamo cresciuti molto. Lo vediamo proprio nei numeri di partecipazione ai concorsi di salto ostacoli e anche nei concorsi di Pony Day che facciamo in regione, e i campionati regionali e concorsi multidisciplinari dove possono partecipare appunto tutti i bambini con i pony. Il Centro Equestre Veneto è nato quasi 50 anni fa. Il circolo inizialmente si era dedicato quasi esclusivamente alla disciplina del completo, grazie all'esperienza dei fratelli Argenton ed in particolare di Alessandro Argenton, che in questa disciplina ha disputato ben 5 Olimpiadi. Ora l'offerta si è ampliata con l'organizzazione di concorsi di salto e dressage. Abbiamo migliorato molti terreni perché continuiamo a fare gare, abbiamo fatto e continuiamo a fare gare di salto ostacolo, di dressage. Ci sono stati dei campionati pony da noi, cerchiamo di organizzare stage per i nostri soci